Scuola primaria Guglielmo Marconi a Loreo per un'iniziativa interessante, siamo con le maestre che hanno organizzato questo, la maestra Marangon, la maestra Pozzato. Cosa avete fatto per insegnare ai bambini a conoscere l'istituzione come i Carabinieri? Allora, all'interno del team bullismo, che è un gruppo formato da persone, da insegnanti che fanno parte sia della scuola primaria che della scuola media, ci siamo accordati tra di noi per appunto sensibilizzare i bambini a questo tema importante che è il tema della legalità, e abbiamo deciso di fare un incontro con l'Arma dei Carabinieri di Loreo per quanto riguarda la scuola primaria e scuola media di Loreo, e con l'Arma dei Carabinieri di Rosolina per quanto riguarda invece la scuola primaria di Rosolina e la scuola media di Rosolina. All'interno di questo incontro, insomma, i carabinieri, il maresciallo e l'appuntato ci hanno spiegato i temi che sono ormai purtroppo anche quotidiani per i bambini già di quinta, che hanno 10-11 anni, e soprattutto per la secondaria, come il bullismo, ma soprattutto il cyberbullismo, perché hanno ormai in mano telefoni e computer, anche se non potrebbero, ci ha detto il maresciallo, usarli, però magari lo usano con il profilo dei genitori, e quindi hanno cercato di insegnare loro quelle che sono le basi, ecco, per l'etiquette di comportamento, affinché questi comportamenti non avvengano, e nel caso in cui si verificassero bullismo o cyberbullismo, di rivolgersi prima agli insegnanti, ai genitori e comunque alle autorità competenti. Ecco. Si è conclusa questa giornata anche con la visita, ci hanno portato dentro al nostro cortile la macchina dei carabinieri, quindi i bambini hanno potuto anche visitare e vedere gli strumenti con cui i carabinieri ci proteggono e anche ci vengono in soccorso. Hanno provato la sirena, hanno provato la paletta, hanno visto il metal detector e tutti gli strumenti, ecco, che hanno utilizzato. Noi ringraziamo tantissimo, sono stati molto gentili, l'Arma dei Carabinieri di Loreo è sempre presente, sono anche i nostri vicini di casa, e quindi abbiamo anche intenzione in futuro di fare, insomma, di riproporre ancora questo progetto anche per le altre classi.